Ciao raga, sono tornata. Stamattina vi voglio fare un video per farvi conoscere 3 parole in napoletano. Ve l'avevo promesso, anzi farò qualche video sul napoletano, qualche video in più. Allora, c'ho 3 parole in napoletano che sono sicura nessuno tranne un napoletano vero può sapere cosa significa. Allora, partiamo con la più facile o la più difficile, quale preferite? Ovvio scelgo io. Ragazzi, cannarut. Cannarut, ma che significa cannarut? Boh. Ragazzi, cannarut in napoletano dice così, si riferisce prima di tutto a una persona. È quando si vuole dire che una persona desidera qualsiasi cosa che vede gli piace, desidera. Allora noi diciamo chi è cannarut, cioè qualsiasi cosa che vede, oggetto, ovviamente si parla di oggetti, anche di cibo, non si parla di persone. Non lo so, vi è piaciuto? Comunque adesso ne sapete una in più. E poi come seconda parola, anche sicuramente difficile per uno che non è napoletano, spasulat. Oh, ragazzi, che vi sto dicendo stamattina? Spasulat, che si riferisce sempre a una persona. Vi voglio dire, stamattina vi voglio dire dei termini che si riferiscono alle persone, no degli aggettivi, ecco, questo volevo dire. Spasulat, quando uno è spasulat, cioè una persona che non pensa a niente, cioè una persona che non tiene né arte né parte, non spasulato, non fa niente la mattina sera, è spasulato. Ragazzi, a me sta parola mi fa rilassare, non lo so a voi. Come ultima parola avevo 2 parole veramente, però ne ho scelta una. Voglio awesome. Voglio ma che cioè, ma io se non fossi napoletana è buono, e che awesome. Allora, questa parola si riferisce sempre a una persona. Allora, è come per dire, sento l'awesome, sento che sta arrivando una persona, che sta tornando qualcuna senza vederla, cioè questa persona è ancora lontana, magari sta parcheggiando ancora la macchina, però io a casa già sento che sta arrivando. Ecco, l'awesome, sentire è quasi una cosa mistica, esoterica. Ragazzi, vabbè, non lo so, vogliamo fare un riepilogo? Cannarut, spasulat e awesome. Voglio vi è piaciuto? Se non vi è piaciuto, niente, ci vediamo al prossimo video, ne penserò altri termini. Io vado a imparare napoletano. Ovviamente i napoletani sicuramente hanno capito il significato, perché il video è breve, non posso fare tanti esempi, però o su che chiesto, voglio. Niente, stamattina mi è pigliata così. Ci vediamo presto, mi raccomando, non me lasciate solo, seguitemi sempre. Se vi è piaciuto, se avete delle domande, scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi. Ciao! Quando ci vuoi, voglio, mi raccomando.